Oggi è una giornata particolare, è la giornata del Derby d'Italia, ma non solo. Oggi si festeggia quella grandissima partita, quel grandissimo evento che si è verificato il 22 ottobre del 77, quando a Padova il 15 del presidente sfidò per la prima volta in terra italiana gli All Blacks. Vediamo l'introduzione di Alberto Chiloni e capiamo come andrà. Subito d'apertura rosso-blu, parte il suo calcio, l'Acquaglio dice sì! No, Ivan sottolineava il fatto che in contemporanea a questo 160esimo derby ovviamente... Introduzione di Chillona, 8-9, Denis Majstorovic, un loop con Mantelli, l'inserimento di Diete, attenzione al largo, Cioffi prova lui. Ancora Rovigo con Mantelli dentro per Jacques Monberg. Placcaggio pericoloso di Cannone su Monberg, già il vantaggio, un no look di Rodrigueziana memoria, insomma, con questo calcio di punizione che arriva Benito Ippolito, la trasformazione in fila, l'H, 6 pari al 30esimo probabilmente. Monberg al lancio, non contesta il Petrarca, la presa di Gullo Zanini, si prova a organizzare il Rovigo, vantaggio, provano a partire i giocatori rossoblù, vola un caschetto, Samuele Ortiz perde qualche metro ma mantiene il possesso, Leo Mantelli, il chip per Denis Majstorovic, palla a capire, dice meta, il giudice di linea dice meta, ha fatto così con la testa, adesso vediamo. Schipani va da guardaline. Questo era molto al limite. È stata una giocata stupenda dal drive iniziale del Rovigo, dove Petrarca riesce a bloccare l'avanzamento del Rovigo. Arrivano altri 2 punti per Rovigo. Ultimo effettivo su Gerosa, il lancio è su Saccardo. Ed è organizzato molto bene il drive del Petrarca, che macina metri con un vantaggio. Guarda, è proprio questo l'obiettivo del Petrarca, era quello di creare una situazione, perché un drive giocato da così distante, sai, non può essere uno di quei drive. Attenzione, Benettina, arriva il placcaggio di Denis Majstorovic, il sostegno di Riera, l'argentino ci prova pochissimo dalla linea di meta, ricacciato indietro, Petrarca pericolosissimo. Benito Ippolito, il ruolo di Mediano di Missi, adesso arriva Francescato, Benito Ippolito ancora per Saccardo, ricacciato indietro, Francescato, Benito Ippolito, attenzione al largo, Roberto Santamaria, prova lui dritto per dritto. Ancora il Petrarca con Gerosa, ben impattato da Lubian e Ortiz. Il drop di Benito Ippolito che non entra. A Roma con la Lazio. Parte Benito Ippolito, posizione agevole per lui. Sulle banderine. Palla lentissima, Andrea De Marchi schierato al largo. Sugli impatti Petrarca sta veramente facendo una grande prestazione. David Odiete, vediamo le gambe dell'estremo rosso-blu. Buona la linea del Petrarca, Come? Buona linea difensiva del Petrarca. Sì. Nonostante Rovigo abbia spostato il pallone al largo, sono riusciti a ritrovarsi velocemente. Giovanni Cherco, Odiete prova su Francescato ad andare via, Mariera lo blocca. Jacques Monberg, Scarsini e Vannozzi contro di lui. PJ Parker in 2 tempi, palla vagante, Mantelli, Guido Barion che si è disposto all'altra ala, placcaggio alto su Guido Barion. Per l'arbitro tutto regolare, palla che c'è un vantaggio però per Rovigo, forse la linea difensiva è salita troppo presto, tentativo di drop di Leo Mantelli che non la mette sapendo che aveva l'altra possibilità. Veramente molto
importante. Parte Mantelli sulle bandierine, riallunga Rovigo. Non si capisce nulla da questa posizione. Palla fuori. Meniti Ippolito apre tutta per Riera, non è un gran passaggio. Vediamo l'argentino, ben imbragato David Odiete, le vuole scaramentare fuori, non ci riesce, mette la palla a disposizione, la pressione su sua, lì in avanti, c'è in avanti, l'arbitro non lo vede, Petrarca che gioca con Cannone, nemmeno Elia Rizzo l'ha visto, attenzione al largo, Nostrana, Saccardo, PJ Parker, sul garage. Tira sulla saracinesca e gli ha detto da qui non passi. Che scontri, che battaglia, che adrenalina. Che bel derby. E lì Parker ha provato il tutto per tutto. È finita. Non capisco l'arbitro Schipani cosa stia dicendo. È finita, si stanno dando le mani in campo, è finito. Mi pare che sia finita. Non riesco a capire neanche io. Sì, i giocatori si salutano, quindi su questo basculante chiuso da Parker finisce il match. Finisce il match, Rovigo vince il derby contro il Petrarca Padova per 16-9.